Buonasera, benvenuti a Verona Live, speciale di domenica. Stasera parliamo di vaccini, cercheremo di fare un po' il punto dal punto di vista numerico, scusate il gioco di parole, ma anche facendovi vedere le visite che abbiamo fatto oggi, in particolare in Fiera a Verona, per capire a che punto siamo con la campagna vaccinale. Già stamattina proprio c'era stata una notizia importante, adesso un attimo che apriamo il nostro sito veronadaily.it e diamo uno sguardo proprio a una notizia che aveva comunicato il direttore generale della ULSS 9 Scaligera Pietro Girardi, che ieri sera ha annunciato che ci sono vaccini disponibili anche alle classi 1942-1943, quindi il centro di Verona Fiere ha aperto anche a queste persone che compiono 78 e 79 anni. Questo era il post proprio indicato da Pietro Girardi e lo vediamo. Chiaramente lo ricorderemo tutti, la campagna vaccinale è stata aperta dal 1941 in giù, quindi questa nuova apertura oggi in fiera ha dato la possibilità a tanti altri di prenotarsi attraverso i vari portali. Noi siamo stati proprio questa mattina per vedere com'era la situazione. Tra l'altro una mattinata molto tranquilla, diciamo così, a differenza delle giornate scorse che sono state intense, ma capiamo perché è stata anche tranquilla, perché c'è una gestione, è cambiata la logistica interna, lo sentiremo dal dottor Marchiori, ma facciamo partire il servizio. Mattinata tranquilla quella di oggi, domenica 28 marzo 2021, al centro vaccini di Verona, allestito all'interno dei padiglioni di Verona Fiere. Nonostante l'apertura alle annate 1942 e 1943 annunciata ieri dal direttore generale della ULSS 9 Pietro Girardi su Facebook, l'afflusso questa mattina è stato regolare e ben gestito dai volontari presenti sul posto. A dare conferma della situazione è stato il dottor Francesco Marchiori, responsabile del personale dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona, presente in loco. Sì, oggi sta procedendo abbastanza bene, il flusso è scorrevole, l'utenza aderisce perché verso le 11-11:20 avevamo già somministrato circa 850 vaccinazioni. Oggi abbiamo sempre ultraottantenni, ma abbiamo anche docenti e del personale sanitario. Alto invece l'afflusso di ieri, gestito comunque bene dal personale addetto. Ieri è stata una giornata molto positiva come adesione della popolazione, siamo arrivati a oltre 2800 dosi di vaccinazioni e soprattutto facendo alcune ottimizzazioni del percorso eccetera si sono evitati piccoli disguidi che c'erano stati nei giorni precedenti. Come si procederà nei prossimi giorni? Adesso la prospettiva è quella di continuare a supportare col personale dell'azienda ospedaliera la ULSS 9 anche per la prossima settimana, quindi sempre tenendo aperto questo centro circa 12 ore al giorno e su un'affluenza di circa una possibilità fino ai 3.000 per ora utenti al giorno. Qua oggi abbiamo 24 medici dell'azienda ospedaliera e circa altrettanti infermieri. Attualmente stiamo somministrando AstraZeneca oggi, quindi oggi abbiamo solo AstraZeneca. Poi dipende dalle sedute, stiamo facendo sia Pfizer che Moderna, attualmente sono tutti e tre stati disponibili questa settimana. La velocità di vaccinazione dipende anche dalla fornitura dei vaccini, non sempre regolare. E certo, man mano che le ULSS e il sistema regionale riesce a aumentare la sua efficienza, impiegando più personale e migliorando i percorsi, come sta avvenendo in questi giorni, dopo chiaramente ci vogliono le vaccinazioni, come sappiamo bene tutti, che comunque i prossimi giorni dovrebbero continuare ad arrivare, questo ci rende ottimisti in questo senso. Allora, la prima notizia di oggi, lo avete sentito, sono i 3.000 vaccinati al giorno che come obiettivo, diciamo, la Fiera di Verona si pone. Ricordiamo che verranno inaugurati anche nuovi centri vaccini alla Caserma Duca prossimamente e poi un nuovo drive-in sempre in città, quindi insomma si sta cercando di allargare anche la base di possibilità per far sì che le persone si avvicinino ai centri vaccinali senza disguidi, senza troppe chiaramente code da fare
fare. Oggi abbiamo visto era una mattinata particolarmente tranquilla, ma già ieri, come ha ricordato il dottor Marchiori, è stata una giornata bella intensa. Andiamo a vedere però i dati ufficiali della Regione Veneto del monitoraggio della campagna vaccinazione anti-Covid-19. Questo è l'ultimo aggiornamento di sabato 27 marzo, quindi ieri sera alle 23:30. Come leggiamo questi numeri? Allora c'è stato un delta di somministrate, quindi di vaccinazioni somministrate, di più quasi 30.969, lo vediamo qui a sinistra, rispetto al report di venerdì, quindi in un giorno 30.000, quasi 31 inoculate, totale in Veneto 770.735 vaccini effettuati, di cui prime dosi rispetto alla variazione in un giorno, quindi da ieri, da venerdì, anzi dall'altro ieri venerdì, più 25.069, che porta il totale a 537.917, i cicli completati, quindi questo è importante, prima e seconda vaccinazione in Veneto sono 5.861, il totale a 232.698. Insomma, qui altri numeri che vediamo, insomma, difficile anche da riportare così in sintesi, ma sentiamo di nuovo, io tornerei appunto da Marchiori, torniamo in fiera, perché oggi oltre agli over 80 e ai 1942 e ai 1943 ci sono stati anche gli insegnanti, oltre che a personale sanitario. Sentiamo ai quali, scusate, è stato inoculato AstraZeneca, che come sappiamo è un vaccino che ha creato qualche difficoltà, qualche perplessità nelle settimane scorse, ma sia l'AIFA che l'EMA hanno assolutamente assicurato che è un vaccino sicuro, che non ci sono problemi, e oggi in effetti in fiera è stato inoculato proprio quello, perché le dosi disponibili erano quelle. Torniamo in fiera e sentiamo di nuovo il dottor Marchiori. Non solo over 80 questa mattina in fiera, ma anche giovani insegnanti. A tutti è stato somministrato il vaccino tanto discusso nelle scorse settimane, AstraZeneca, ritenuto assolutamente sicuro sia dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, sia dall'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali. Attualmente stiamo somministrando AstraZeneca oggi, quindi oggi abbiamo solo AstraZeneca. Poi dipende dalle sedute, stiamo facendo sia Pfizer che Moderna, attualmente sono tutti e tre stati disponibili questa settimana e lo saranno per la prossima, poi questi sono quelli autorizzati, aspettiamo il Johnson eventualmente. Indipendentemente dalla tipologia di vaccino, le persone oggi vaccinate sono rimaste soddisfatte dall'organizzazione. Benissimo. Aveva timore, signora, prima di... Un pochino. E invece tutto bene? Tutto a posto, gentilissimi, tutto bene comunque. Molto anche lei il vaccino? No, non qua, l'avevo già fatto, sì, ma ho fatto a Bussolengo, comunque sono organizzatissimi, c'è poco da fare. Tra le categorie vaccinate dicevamo anche quella degli insegnanti. Com'è andata? Bene, tutto bene. Timore all'inizio, prima di questo? Prima che me lo facevano leggermente, ma tutto bene. Ci sono alcuni insegnanti che evitano di farlo o non vogliono farlo, lei invece l'ha fatto, insomma è un gesto doveroso. Beh, certo, è importante farlo. Avete sentito questa giovane insegnante, dice è importante farlo, perché ricordiamo che sta aumentando purtroppo anche il fronte Novax e ci sono tante persone che si stanno defilando, che non vogliono essere vaccinate, invece insomma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è messo in coda per fare il vaccino, ad altre autorità, è importante sottolineare che è l'unica strada in questo momento che abbiamo per uscire dall'emergenza, per cui è importante insistere, e questa insegnante di fatto ha testimoniato la bontà di un gesto che dovrebbe essere davvero preso in carico da tutti, per una responsabilità individuale che si trasferisce evidentemente anche in una responsabilità più ampia e allargata. Guardiamo di nuovo il nostro sito, il nostro grafico della Regione Veneto. Vediamo infatti che sta migliorando anche il processo di vaccinazione. Qui il numero, l'andamento settimanale di dosi dal 27 dicembre 2020, quindi all'estrema sinistra,
primo giorno utile per le vaccinazioni da quando è arrivato il vaccino in Italia. In quella settimana ne furono inoculate 17.223 dosi. Vedete che in particolare una buona settimana era stata quella dopo l'8 marzo con 118.685, un leggero calo nella settimana dal 15 marzo, lì anche per il discorso AstraZeneca probabilmente, e poi una ripresa, un'impennata che porta alla settimana dal 22 marzo a oggi, quindi al 28, a 145.303 dosi, quindi importante. Poi il dettaglio per l'azienda: noi siamo interessati chiaramente dall'ULS-9 Scaligera e dall'azienda ospedaliera universitaria di Verona. Sono praticamente, eccole qui, questi sono i dati, sulla popolazione di 784.077 persone vaccinate, 4.623, di cui 598 presso proprio l'azienda ospedaliera di Verona. Insomma, dati che devono necessariamente subire un'accelerazione, ma un'accelerazione, almeno dalle parole di Zaia, che oggi era in visita a Treviso alla ULS 2 della marca trevigiana, ci sarà anche grazie a un nuovo portale di prenotazione che verrà presentato proprio domani in conferenza stampa a Marghera. Allora, sentiamo prima le parole di Zaia sul nuovo portale, ma non solo, anche su un nuovo modello che ha visto coinvolgere proprio nella marca trevigiana, pensate, le persone nate nel 1936, quindi insomma una popolazione che comincia ad avere una certa età, e poi vediamo anche qualche statistica, però andiamo a sentirci Zaia. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si è recato stamattina in visita al centro vaccinale di Godega Sant'Urbano, in provincia di Treviso. Proprio oggi, infatti, l'ULS 2 marca trevigiana sta effettuando la sperimentazione della chiamata dei nati nel 1936, con appuntamento di un'ora per ogni singolo mese di nascita. Un modello che potrebbe essere replicato per altre classi d'età e di cui il presidente Zaia va fiero. Assolutamente sì, questo è un modello che abbiamo voluto testare qui e conosciamo la nostra capacità vaccinale, conosciamo la corte, cioè conosciamo il target dei cittadini per quel mese di nascita e quindi possiamo replicarlo per qualsiasi anno di nascita. Allora qui abbiamo fatto classe 1936, questa provincia in particolar modo ha 5.000, sappiamo quanti sono di ogni mese, ad esempio gennaio 1936 provincia di Treviso sono 111 e noi sappiamo che abbiamo una capacità vaccinale per la prima ora di 111, quindi ogni ora cambia il mese. Se sono molti di più, ogni 2 ore, 3 ore cambia il mese. Zaia si è intrattenuto con gli operatori sanitari ai quali ha rivolto il ringraziamento e i complimenti per il lavoro svolto, che ieri nelle 4 sedi vaccinali della ULS 2 ha permesso di erogare 5.079 vaccini. Il presidente ha annunciato anche la presentazione che avverrà domani in sala stampa a Marghera di un nuovo portale per la prenotazione che faciliterà di molto le prenotazioni. Sì, noi domani lo presenteremo, è un grande lavoro perché vi dico solo, resterete stupiti perché non si scrive neanche il nome. Ho voluto una roba veramente, quindi non c'è neanche l'ansia, sta lì a scrivere via, indirizzo, nome, cognome. A voi sembra strano, vedrete domani perché non si scrive nulla. Verrà in automatico tutto, noi non dovremo scrivere nulla. Questo è un modello soprattutto per le comunità che hanno difficoltà, perché nella vaccinazione, dal punto di vista proprio industriale, e quindi proprio di gestionale, definiamolo così, ci sono 2 o 3 aspetti da valutare. La capacità vaccinale dello staff che fa vaccini. Noi abbiamo 1.300 persone schierate in tutto il Veneto. Oggi vi annuncio, abbiamo il bollettino di questa mattina alle 6, mi dava 32.000 vaccini fatti nelle ultime 24 ore. 2, la disponibilità di vaccini, ci vogliono vaccini. 3, la capacità di ingaggio dei pazienti. E sulla capacità di ingaggio c'è tutto il tema dei portali, delle lettere, degli SMS e da oggi direttamente dal Veneto con l'accesso diretto, che è l'idea che ho avuto con i tamponi e ho semplicemente trasformato per la vaccinazione. E adesso vorrei vedere con voi una tabella che mi ha incuriosito particolarmente. È arrivata una statistica ufficiale della Regione Veneto, qui è un aggiornamento al 24 marzo 2021, quindi non prendete con troppo riferimento le persone vaccinate, ma quello che ci interessa è capire anche l'anzianità della popolazione in Veneto.
Per esempio, la prima classe presa a modello per le vaccinazioni 1941, età 80 anni precisa quest'anno, pensate in Veneto ci sono 42.251 persone che hanno appunto 80 anni. Una statistica curiosa che vorrei vedere con voi, perché si scende davvero davvero tanto e non si pensava insomma così tanto, per fortuna. Per esempio, prima citava il presidente Zaia il 1936, ecco, in Veneto, nati nel 1936 e quindi con 85 anni, ci sono quasi 30.000 persone, 29.530 per la precisione. Ma pensate che si può scendere addirittura di 10 anni, quindi dal 1936 facciamo un salto al 1926, quindi attenzione, 95 anni, pensate in Veneto ci sono 6.082 persone con 95 anni. Non ci crederete, ma potremmo fare un salto addirittura di altri 10 anni. Se sappiamo fare bene i calcoli, significa 1916. Siamo nella prima guerra mondiale, tra l'altro. 1916, pensate, eccola qui, in Veneto ci sono ancora 105 persone che hanno, 139 persone che hanno 105 anni. Ma non è finita qui. Il dato davvero più curioso e anche che ci ha un po' sorpreso, diciamoci la verità, è che in Veneto ci sono ancora persone nate nel 1910, quindi che hanno la bellezza di 111 anni e sono ben 55 persone. Questa è una statistica davvero curiosa, pensare che ci sono persone davvero nate nel 1910 e probabilmente la statistica termina qui. Non sappiamo se si possa andare oltre al 1909 e andare sotto, però ci fermiamo al 1910, quindi vedete il Veneto, insomma, penso che abbia anche dei record di longevità in questo senso. La campagna vaccinale è ovviamente riservata alle popolazioni più fragili, agli anziani, alle persone che lavorano in contesti anche dove il virus ha potenzialmente un impatto maggiore, e a queste persone, diciamo, la Regione Veneto ha garantito una vicinanza particolare. Sentiamo ancora il presidente Zaia che commenta i numeri che prima avevamo ricordato sulla popolazione vaccinale e potenzialmente vaccinabile, e soprattutto ricorda, facendo dei calcoli matematici, dato per fatto che arrivino anche le scorte di vaccini, insomma questa popolazione fragile potrebbe essere coperta da vaccino nell'arco, pensate, di 2 mesi. Almeno questo è il calcolo che ha fatto il presidente della regione, ma sentiamolo dalle sue parole. Se vi interessa un dato importante, che è quello sul quale io inculco sempre il concetto nelle riunioni, oggi noi, cioè il bollettino di questa mattina, cioè le ultime 24 ore, noi abbiamo fatto media regionale 73,8 vaccini su 10.000 abitanti. Cosa vuol dire? Vuol dire che per far tutti i 10.000 abitanti, se andassi avanti con questa capacità vaccinale, ci metto 136 giorni. Ma non sono tutti 10.000, perché ho la fascia under 16 che devo togliere e poi so che quelli a rischio sono gli over 65. Quindi la verità è che noi in un paio di mesi mettiamo in sicurezza i veneti che devono essere messi in sicurezza. Adesso noi siamo over 80 e poi in parallelo i fragili. Quindi anche il portale, vi avviso già, aprirà gli slot, perché il portale potrà aprire slot su target che decidiamo, sempre con l'ottica che non scrivi il nome, li aprirà solo per gli over 80 e i fragili. Noi abbiamo un'anagrafe su tutti i cittadini. Noi, avendo i codici di esenzione ticket e tutta l'anagrafe dei servizi che eroghiamo, sappiamo benissimo dove sono i fragili. C'è un disabile a casa, noi sappiamo che c'è perché ha un'esenzione ticket per disabilità e quindi il nostro cervellone ce lo mette già in categoria. Quindi qualcosa sfuggirà, ma stiamo parlando di 0, faccio appello e ringrazio i ragazzi, ci hanno sommerso di telefonate. I ragazzi che vogliono fare volontariato, continuate a dare la disponibilità, chiamate la direzione generale dell'ULSS o se nessuno risponde chiamate me direttamente in regione, perché per l'accettazione, per servizi di assistenza eccetera, tutti i ragazzi che vogliono fare qualcosa nei centri vaccinali sono ben accetti e anche i medici in pensione.
Avete sentito insomma la chiamata alle armi, così utilizzando lo slang che usa anche il presidente Zaia, di volontari e non solo. Vi dicevo, ieri sono arrivate anche delle buone notizie da Verona, perché il sindaco Federico Sboarina, assieme al direttore generale della ULSS 9 Pietro Girardi, ha annunciato, lo vediamo proprio dal daily.it, un nuovo punto vaccinale alla caserma Duca e un drive-in allo stadio. Questa è praticamente la notizia di ieri. Dice, eccolo qui, Girardi: sta per iniziare una settimana decisiva perché ci sarà una campagna vaccinale incredibile. Contiamo entro settimana prossima, quindi la settimana entrante, di finire tutti gli anziani ultra ottantenni che vorranno vaccinarsi. Da oggi anche i medici di medicina generale potranno vaccinare, partendo dagli ultra settantenni, ma soprattutto chi non può uscire di casa, insomma, quindi anche a domicilio. Oggi dovremo superare i 6.000 vaccini e domani gli oltre 8.000, quindi riferendosi a oggi. E poi insomma ci sarà anche una novità nelle aziende, grazie ad un protocollo siglato con Confindustria che permetterà di vaccinare i dipendenti, questo solo dopo che avremo concluso gli ultra ottantenni, ancora Girardi. E il sindaco invece dice: dai prossimi giorni il comune darà supporto con altri punti vaccinali, ci sarà un gioco di squadra come mai prima d'ora, mi sono sentito con l'esercito, la Croce Verde, ci sarà un nuovo punto vaccinale alla caserma Duca di Montorio, ci saranno anche nuovi spazi per un drive-in vaccinale in uno dei parcheggi dello stadio, in cui tutto sarà fatto con le persone che non dovranno mai scendere dalla macchina, afferma il sindaco. Insomma, delle novità davvero importanti. Nello stesso spazio, diciamo, è intervenuto anche il presidente della provincia di Verona, Manuel Scalzotto, che dice: anch'io sto organizzando le strutture comunali per poterle destinare ai punti vaccini. Mi ha colpito il pensiero del sindaco Federico Sboarina ai volontari, perché nell'organizzazione anch'io chiederò aiuto ai volontari che sono di sostegno materiale ma anche morale per tutti noi. Queste le parole del sindaco di Colonia Veneta e anche appunto che è anche presidente della provincia di Verona. Ci avviciniamo alla Pasqua. Un'altra notizia che fa piacere, al di là dei vaccini, è quanto annunciato un po' dal presidente Draghi, che dopo Pasqua si riapriranno le scuole anche con eventuale zona rossa, insomma almeno per le primarie, e quindi eccolo qui, stando ai calcoli, vediamo dal sito veronadaily.it di Tutto Scuola, dovrebbero essere in Italia quasi 5,3 milioni gli studenti in classe dopo Pasqua, e questa è una buona notizia perché davvero insomma stanno soffrendo i ragazzi e i genitori a casa. Abbiamo visto anche le proteste del ridateci la scuola e la scuola no, la rete di studenti medi. Le regioni interessate da questa riapertura in presenza sono la Lombardia, il Lazio, la Campania e il Veneto, con 373.003 in presenza e 307.093 in DAD. Questi sono i calcoli che insomma Tutto Scuola ci dice. Andiamo a vedere però un'altra statistica, perché vorrei vedere insieme a voi il bollettino invece che riguarda i dati Covid di questa sera. Questo è il bollettino del 28, quindi di oggi, alle ore 17. Cerchiamo di ingrandire chiaramente il più possibile i dati. Eccolo qui, leggiamo Verona. Eccoci qui, il totale dei casi con tampone positivo a Verona finora sono 71.998, più 19 rispetto a oggi, a questa mattina alle 8. Fortunatamente non si è registrato alcun decesso, i decessi sono fermi a 2.418, così come oggi. Chiaramente stiamo parlando di Verona. Scusate, si è rimpicciolita la finestra, e i dati regionali invece ci dicono quindi un totale di casi con tampone negativo finora in Veneto 378.939, oggi rispetto a questa mattina alle ore 8 più 276. Le vittime totali purtroppo diciamo dall'inizio della pandemia sono, eccolo qui, 10.529, questo il dato Veneto. Ovviamente qui poi tante altre dati piccolini, insomma non stiamo ad ingrandirli, differenziati per ospedale e quant'altro. Quindi avete capito, insomma, le notizie principali per oggi sono relative a un'accelerazione in fiera che appunto tende ad arrivare alla quota di 3.000 al giorno, che è un dato sicuramente confortante. Prima
il dottor Marchiori ci diceva che siamo in attesa anche di ricevere il Johnson & Johnson. Ercole Concia, infettivologo, ci ha comunicato in qualche giorno fa nella puntata di Verona Live che Johnson & Johnson avrà la caratteristica di una copertura unica, cioè con un vaccino si potrà coprire a circa il 95% la persona dall'eventuale contagio da Covid, mentre Moderna, Pfizer e AstraZeneca richiedono 2 campagne vaccinali, quindi 2 punture. E poi abbiamo sentito Zaia, domani lo seguiremo nella tradizionale conferenza stampa, presenterà questo portale, un portale sicuramente utile e importante. Vediamo se riesco a recuperarvelo direttamente diciamo dal sito internet. Esiste già un centro di prenotazione, eccolo qui, lo facciamo, anzi no, scusate, vediamo se riesco ad aprirlo, altrimenti lo rimandiamo. Eccoci qua. Niente, non riesco ad aprire. C'è un portale comunque che è già attivo per le prenotazioni, quindi andate sul sito della US 9 Scaligera, cercate tutte le informazioni, il dato è molto aggiornato e domani appunto sentiremo quali sono le novità per questo nuovo portale messo a punto da ingegneri gestionali che hanno collaborato a fianco dei sanitari e che il presidente Zaia presenterà e che sarà davvero utile per prenotare con un click la propria seduta di vaccino. Per ora è tutto, Verona Live torna domani sera alle ore 18 in diretta e grazie per averci seguito. La puntata di questa sera la potrete vedere in replica alle ore 21 sempre sul canale 640 del Digitale Terrestre. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di serata.